39 milioni di euro è il contributo regionale per il triennio 2007-2009 stanziato dalla Regione Veneto per i comuni. Parte di questi soldi verranno assorbiti dalle comunità montane, oggi ridotte a 11 nell'intero territorio regionale. Un'altra parte andrà ai progetti delle varie amministrazioni comunali. Si tratta soprattutto di piccole realtà locali, molte delle quali non sopravvivrebbero senza gli aiuti della Regione. L'anno scorso sono partiti i primi finanziamenti per progetti di opere pubbliche presentati da una cinquantina di comuni veneti. Quest'anno la famosa legge 30 ha visto allungarsi la graduatoria degli aiuti che si sono allargati coprendo altre 65 piccole cittadine rimaste fuori dal cerchio delle 11 comunità montane sopravvissute. Queste 11 che sono rimaste non hanno la possibilità di completare il bilancio perché hanno alcune deficienze contabili che devono essere in qualche modo colmate. Cosa che affronterò con i miei colleghi di giunta per trovare eventualmente altre soluzioni per poter permettere alle comunità montane nel 2009 di poter fare il bilancio. L'orientamento è comunque verso l'estinzione delle comunità montane. Con la loro eliminazione verrà però incoraggiato l'associazionismo di più comuni per la condivisione dei servizi nelle zone disagiate o con pochi abitanti. I piccoli centri senza gli aiuti economici di prima infatti non potrebbero offrire adesso le stesse opportunità ai propri cittadini, sono a costi proibitivi per i bilanci di queste piccole amministrazioni. Ecco allora che la legge 30 della Regione Veneto è stata accolta da molte realtà con un sospiro di sollievo, anche se è comunque difficile destreggiarsi con la popolazione che scappa verso i grossi centri e le richieste di servizio, soprattutto per gli anziani, che aumentano anno dopo anno. La comunità montana nostra delle Prealpi Trevigiane è scomparsa, c'erano tanti servizi associati che vanno purtroppo dismessi, quindi ci troviamo in grossissime difficoltà su questi. Anche su questi adesso parlano di unione di comuni eccetera, ma sarà molto difficile. Noi per il comune di Miane abbiamo presentato un progetto per la sistemazione della strada della piazza Brunelli nella frazione di Combai, una frazione che senz'altro merita un intervento di riguardo perché è una frazione, forse è la frazione più alta della provincia di Treviso.